riportiamo nel 2013, aiutateci, no, per dire, signori, noi più voi, uguale noi, signori, viva! Me la cambio, me la ricordo, me la porti. Allora, perché lui, per favore, dobbiamo far capire a questo ragazzo che siamo nel 2003. Però non devo fare me la banana. La missione è seria. Allora, io gli faccio la prima domanda, gli faccio capire che non è quel. Allora, tu non sei in Italia. Lui ha avuto un altro percorso, ha fatto altre cose, tu però sei un bravo ragazzo, simpatico, un ragazzo che si fa amare. Anna Maria! Anna Maria! Anna Maria! Anna Maria perché mi hai lasciato? È un po' di madrelingua. E padre? Non è una mano più sopra. Anna Maria di voi che mandano i figli. Film! Una cosa sola. Il tuo migliore fruttivendolo rizzo. Tu la mia migliore fruttivendolo rizza. Tu non sapevi che io fin da bambino ero un fruttivendolerino. Che mio padre all'età di 3 anni già mi faceva portare il caschetto giallo. Ma che c'entra con la loro? Era un caschetto e banana. Così! Che è successo? Ma che bene! La perché è italiano, è italiano. Guarda gli occhi, perché sei anacronista. È italiano. Sei antica. Sei italiano. Allora, facciamo una domanda per farti capire che non sei in D'Angelo. Se sei un bravo fruttivendolo, dovresti sapere che c'è la cosa utile è l'economia domestica applicata a ciò che vive. Anche spiego da là. Esatto, allora, con 2 mele che cosa fai? Con 2 mele faccio una torta. Con 2 mandarini? Con 2 mandarini faccio una bevuta. E con 2 more? Ci sono fatto una cosa a 3. Grazie a tutti. Anna Maria! Anna Maria! Anna Maria! Anna Maria, perché sei diventato un uomo, Anna Maria? Oppure non ti ricordi che io il tuo migliore fruttivendolo è rischio? Rischio, cioè rischio, questo. Perché io il tuo migliore fruttivendolo è rischio? Tanto che io la frutta la vedo dinanzi a me. Perché adesso vedo tutta la frutta qua. Mandarino, vuoi ananas? Avvocato? Questa notte Sì. una pesca mi è venuta in sogno e mi ha raccontato tutti i problemi della sua vita. Qua ha cominciato stanotte alle 11, ha fatto questa mattina il 5. Qua